Che fosse acceso? No, niente. Buongiorno, siamo qui per la relazione, diciamo, di fine mandato del Corecom. Il Corecom è stato insediato questo turno di Corecom, diciamo così, questa legislatura di Corecom, questo quinquennio è stato insediato il 7 luglio del 21 e praticamente siamo qui perché ormai in scadenza vogliamo far conoscere un po' alla stampa, ai colleghi di altri Corecom, a tutti i consiglieri, al Consiglio regionale, qual è stata la nostra attività. Il Corecom è un organo regionale che fa capo al Consiglio regionale del Veneto, in base alla legge regionale del 10 agosto 2001, numero 18. Questo Corecom dal 21 al 26, al 25 ha avuto come presidente dicembre 25 Marco Mazzoni Nicoletti, che saluto perché è qui presente, che è stato il nostro presidente. Io sono stato vicepresidente fino al 15 di dicembre e poi ho assunto la carica di presidente facente funzioni in quanto così previsto dalla legge. Abbiamo come componenti il collega Stefano Rasulo, Enrico Beda, che sono qui presenti, ed Edoardo Figoli, che per il fatto che si è preso un'influenza o una febbre non è presente, insomma. Ecco. Abbiamo anche il dirigente capo perché a tutta l'area dei diritti della persona, il dottor Stefano Danieli. L'altro dirigente, anche lui è convalescente dopo un incidente, diciamo, col parapendio. Quindi abbiamo chiuso un po' quella che è la struttura apicale del nostro Corecom. E cosa fa il Corecom? Beh, penso che ormai ci avete conosciuto. È una struttura che ha un'autonomia funzionale a se stessa, però dipende dal Consiglio regionale ed è dedicata, praticamente si occupa di funzioni che sono state delegate sia a norma di legge sia dall'autorità per le comunicazioni, l'Agcom, e in base a questo ha sviluppato negli anni un'attività che per quanto riguarda il Veneto è un'attività di rilievo, è un'attività importante. Diciamo così, possiamo anche, senza cadere nell'autoincensamento, di dire che il Comitato regionale per le comunicazioni del Veneto è tra i migliori d'Italia, se non il migliore, in quanto temi sviluppati, servizi fatti e capacità di stare al servizio dei cittadini con dei numeri che poi saranno illustrati attraverso delle slide e vedrete che cosa vuol dire anche in termini pratici l'attività che è stata fatta da questo comitato. E noi ci occupiamo, una volta si occupava solo diciamo così, dei problemi della telefonia o di internet o di quant'altro. Oggi abbiamo tantissime deleghe. Le più importanti, come ho anche accennato, riguardano quelle che ci sono state trasferite recentemente dall'Agcom attraverso una convenzione con diciamo Agcom e coordinamento delle presidenze delle assemblee legislative, e con queste deleghe abbiamo sviluppato nella nostra regione dei temi importantissimi, quelli che riguardano il media education, l'educazione digitale e la vigilanza appunto su quelle che sono le deformazioni dell'uso del sistema digitale. Ecco, io non voglio dilungarmi più di tanto perché
penso che venga data il quadro definitivo di quella che è l'attività dai numeri, dai numeri che voi troverete anche nella relazione che vi è stata distribuita e che noi adesso illustreremo partendo appunto dall'intervento dei miei due colleghi che sono presenti. Poi alla fine ci sarà, non so se lo voglio fare subito o lo vuoi fare, alla fine ci sarà anche un intervento del past president Marco Mazzoni Nicoletti, che sicuramente è stato non solo l'anima ma la spinta affinché questo comitato arrivasse a questi livelli riconosciuti a livello nazionale, come dicevo prima, e possiamo metterci su una bilancia. Forse la bilancia rimane in pari e non è a nostro favore se mettiamo la Lombardia e il Veneto, ma siamo meglio noi dei lombardi. Lascio la parola, scusate queste battute un po', diciamo, di tifoseria. Buongiorno a tutti, grazie intanto. Chiederei un contributo per la proiezione delle slide, così vediamo alcune cifre che hanno contraddistinto la nostra attività, che appunto parte nel luglio 2021 e si concluderà nel luglio del 2026. Se andiamo avanti con le slide, andrei velocemente perché il Presidente ha già spiegato chi siamo e che cosa facciamo. Avanti ancora, per cortesia, ancora. Ecco qui alcuni numeri che aiutano a descrivere la nostra attività di questi 5 anni. Intanto ci siamo riuniti 200 volte, 200 sono state le sedute del comitato e con una cadenza più o meno settimanale. Abbiamo monitorato 10 consultazioni elettorali, elezioni politiche, 12 consultazioni elettorali, elezioni politiche, le elezioni regionali, elezioni comunali, le elezioni europee, per verificare che fosse garantita la cosiddetta par condicio tra i soggetti politici. In queste 12 consultazioni elettorali sono state 36.823 le ore di monitoraggio TV. Quando intendiamo monitoraggio TV intendiamo la RAI, RAI 3, quindi l'emittente pubblica regionale, e emittenti regionali private che di volta in volta vengono selezionate per effettuare un monitoraggio sui programmi, sui telegiornali e sui programmi di approfondimento politico. Come diceva il Presidente Comencini, il Corecom si occupa anche di istanze di conciliazione e definizione tra i cittadini del Veneto e gli operatori della comunicazione. Sapete che è un servizio gratuito, una sorta di avvocatura civica che l'ente mette a disposizione dei cittadini veneti. In questi 5 anni abbiamo gestito 23.156 istanze di conciliazione e definizione. Poi il collega Rasulo spiegherà anche la differenza tra conciliazione e definizione e ne descriverà le cifre. La gestione di queste 23.156 istanze ha portato alla restituzione ai cittadini veneti di 5,6 milioni di euro, intesi come restituzione o come storno di precedenti ingiunzioni da parte degli operatori. Sono stati adottati 674 provvedimenti ROC, registro degli operatori della comunicazione, e questa è un'altra cosa importante. Abbiamo monitorato, al di là delle ore di par condicio, nei periodi di consultazione elettorale, anche 10.632 ore nella programmazione televisiva delle emittenti locali fuori dai periodi di par condicio, per assicurarci ad esempio della bontà della programmazione televisiva, del rispetto delle tempistiche tra programmazione televisiva e programmazione pubblicitaria, eccetera, eccetera. Abbiamo anche gestito 107 richieste di accesso a TV e radio. Sapete che la legge prevede per alcune organizzazioni di taglio non governativo, associazionismo, enti non profit, eccetera, eccetera, di avere degli spazi garantiti su RAI 3, radio e TV. Ecco, le istanze pervenute e gestite sono state 107. Andando avanti,
E, come dicevamo, abbiamo monitorato 36.823 ore nel periodo di par condicio. In queste 36.823 ore abbiamo anche non solo monitorato le TV, ma anche ricevuto segnalazioni da parte dei soggetti politici per quanto riguarda il rispetto della comunicazione istituzionale, che come sapete durante il periodo di par condicio deve essere necessaria e impersonale. Sono state gestite 98 segnalazioni, e quindi con istruttorie svolte. Sono stati adottati 81 provvedimenti da Agicom, di cui 48 sono provvedimenti sanzionatori. Voi sapete che il Corecom istruisce la pratica, chiede le controdeduzioni all'ente che viene segnalato e poi suggerisce ad Agicom un provvedimento che a volte è di archiviazione, a volte invece è un provvedimento sanzionatorio. Possiamo dire con soddisfazione del Comitato che praticamente nella quasi totalità dei casi Agicom avvalla la decisione del Corecom. Andando avanti con le slide, abbiamo, dicevamo, gestito 107 domande per i programmi degli accesso. Andando avanti ancora, abbiamo poi gestito durante il periodo di par condicio i cosiddetti messaggi autogestiti gratuiti. Sono messaggi che i soggetti politici possono autoprodurre e che trovano spazio gratuitamente nelle emittenti locali. Sono state 154 le emittenti ammesse in queste 12 consultazioni elettorali che abbiamo gestito, sono stati 28.986 i messaggi autogestiti gratuiti, per un totale di rimborso alle emittenti televisive di 400.795,16 euro. Andando avanti con le slide, parliamo appunto delle pratiche per gli operatori delle comunicazioni. Sono stati 674, come abbiamo visto prima. Andando ancora avanti, vi dicevamo prima che oltre al periodo di par condicio, il Corecom monitora le emittenti locali anche fuori dal periodo di par condicio. Che cosa controlliamo? Controlliamo ad esempio che la programmazione tuteli i minori, che ci siano garantiti gli obblighi di programmazione, la garanzia dell'utenza, la comunicazione commerciale audiovisiva nei limiti previsti dalla legge. Li monitoriamo a campione con 24 ore su 24, quindi viene monitorata anche la fascia notturna, questa è una cosa interessante. Abbiamo quindi emesso 16 atti di accertamento contestazione che poi anche qui passano per il parere di Agecom, che ha sanzionato le emittenti televisive locali per 56.030,50 euro nei 5 anni. Altri servizi fatti, andando avanti con le slide, la verifica, una indietro per favore, la verifica dei campi elettromagnetici attraverso la collaborazione con ARPAV, la verifica del rispetto dei sondaggi in periodo elettorali. Si è gestito anche il diritto di rettifica, mettendo a disposizione l'ente anche per questo diritto che i cittadini hanno. Per quanto riguarda il servizio di controversie con i gestori delle comunicazioni, lascerei la parola al collega Stefano Rasulo, che entrerà di più nel merito. Grazie Enrico. Allora sì, vi faccio un breve accenno su questa che è l'attività storicamente più conosciuta tra quelle che sono svolte dai Corecom, che grazie a questa attività è l'unico ente che restituisce dei soldi ai cittadini del Veneto. Sono importi che adesso vediamo nella prossima slide, sono nel loro complesso considerevoli. Allora possiamo andare con la slide, grazie. Abbiamo conciliazioni e definizioni, perché inizialmente chi ha un contenzioso con un operatore si rivolge alla pagina Concilia Web, c'è una prima fase di istruttoria dove si cerca di trovare una soluzione appunto a questa problematica. Se non si trova in quella sede si arriva in definizione, dove entra direttamente in gioco il comitato. Abbiamo gestito in questi 5 anni, come vedete, nel complesso oltre 23.000 istanze, che sono veramente tante. Tra l'altro un lavoro importante degli uffici, una quinticina di istanze di media al giorno rispetto ai giorni lavorativi, questo è un po' il calcolo.
con degli importi che superano i 5 milioni e mezzo di euro, e anche questo è un altro dato molto importante, perché appunto sono soldi che sono stati restituiti ai cittadini veneti attraverso appunto questo tipo di attività. Una cosa molto importante è quello che è il fatto che abbiamo rispettato i tempi di questi istanti. Sono dei tempi tecnici che sono di 180 giorni. In questi 5 anni abbiamo rispettato sempre queste tempistiche, nonostante appunto ci sia stato un lavoro molto importante. C'è anche un'altra slide, Enrico, su questo, ecco qua. Questo appunto è un dettaglio negli anni. Come vedete dal 2021 in poi sono un po' calati, ma perché in realtà il grande lavoro che si è svolto ha portato anche a molta più attenzione da parte degli operatori, e questo ha portato a una diminuzione delle istanze nel corso dei 5 anni, però in questo 2026 non c'è il dato, c'è un po' un dato che invece è in risalita rispetto al passato. Poi proseguiamo con la prossima slide. Ecco, questa giusto per ricordare ancora la cifra, perché è considerevole: 5.597.567 euro riconosciuti agli utenti, appunto grazie all'attività del Corecom e degli uffici, che ringrazio particolarmente perché hanno svolto un grande lavoro in questi 5 anni. Grazie. Continuo io. Sì, come diceva il Presidente nell'introduzione, da un paio d'anni Agcom ha conferito al Corecom anche la delega alla Media Education. Questa è stata una delega che ha coinvolto e impegnato molto il Comitato in questi anni. Se andiamo, ecco la slide, perché abbiamo voluto strutturare un servizio ai cittadini veneti che fosse un servizio in presenza, con incontri nelle scuole, incontri con l'ordine dei giornalisti, incontri con i professori, incontri con gli operatori della comunicazione, ma fosse anche un servizio digitale per avvicinarci anche ai ragazzi più giovani. Non l'abbiamo fatto da solo, l'abbiamo fatto in collaborazione con altri enti educativi della Regione, a partire dall'ufficio scolastico regionale e poi dagli uffici scolastici provinciali. L'abbiamo fatto in collaborazione con diverse scuole nel territorio, in tutte le province del territorio, con le società sportive, con l'Università di Padova, con l'ESU di Padova e provincia, con l'Ordine dei giornalisti del Veneto. Questo lavoro di sinergia tra enti ha prodotto oltre 21 convegni nella nostra regione, convegni, seminari, chiamiamoli come volete, che hanno coinvolto tutte le fasce di pubblico immaginabili, dai ragazzi delle scuole fino ai genitori, passando per gli insegnanti, per i giornalisti, tutti coloro che avevano una responsabilità nell'educazione mediatica dei cittadini del Veneto sono stati coinvolti. Ma come Corecom abbiamo anche sviluppato 4 campagne di comunicazione dal 2022 al 2025, quella del 2026 è in partenza. Abbiamo attivato 2 social network, Facebook e Instagram, li potete vedere, in cui periodicamente inseriamo contenuti anche di alfabetizzazione mediatica. E poi abbiamo aperto un nuovo sito web più accessibile, più fruibile, con contenuti più interessanti rispetto a quello precedente, all'interno del quale abbiamo costruito la cosiddetta piattaforma di Media Education di cui parlava il Presidente nell'introduzione. Vorrei chiudere con questa piattaforma di Media Education. Siamo stati il primo Corecom d'Italia a realizzare questa piattaforma. È una piattaforma in cui insegnanti, genitori e studenti possono trovare contenuti sull'educazione mediatica, dati ufficiali prodotti dall'Università di Padova, ma anche consigli su come ricevere supporto nel caso in cui avessero dei problemi con il mondo della comunicazione. Per noi è stato un piccolo orgoglio aver introdotto questa piattaforma, perché adesso altri Corecom d'Italia ce la stanno, diciamo così, non copiando, ma ne stanno prendendo spunto, ecco, replicando. È stato un lavoro che è stato fatto gratuitamente, grazie alle competenze del comitato, ma anche grazie alle competenze degli uffici, dei dirigenti e dei collaboratori degli uffici, che mi sento di ringraziare, perché noi ci abbiamo messo tutto quello che avevamo, ma non avremmo potuto fare
nulla senza il supporto anche dei professionisti del Consiglio regionale che lavorano che ci hanno supportato nel nostro lavoro. Grazie. Marco, se vuoi fare un saluto insieme al Presidente, vi lascio il palco. Velocemente, prima di dare la parola all'Avvocato Mazzoni, volevo anche ringraziare il supporto che ci è venuto diciamo così, dal settore informatico del Consiglio regionale, perché la nostra piattaforma, il nostro sito è stato fatto in house, ma grazie anche all'aiuto che ci è stato dato dal Consiglio regionale. Poi le competenze, in particolare dei colleghi Edoardo Figoli, che oggi non è presente, ma Enrico Beda e Stefano Rasulo, assieme ai funzionari e ai dirigenti della nostra struttura, ha fatto sì che, se avete quel po' di tempo per entrare proprio nel nostro sito e nella piattaforma, vedete il livello che abbiamo prodotto. Dico questo con orgoglio perché recentemente, anche in una riunione di coordinamento dei presidenti del Corecom, la stessa presidente nazionale, diciamo così, che è Carola Barbato del Corecom Campania, ha indicato proprio il sistema del Corecom Veneto come uno strumento da seguire e da replicare. Posso dire che anche i colleghi della Lombardia hanno replicato molto bene e stanno facendo molto bene su questo tema. Grazie. Prego Marco. Allora, buongiorno a tutte e buongiorno a tutti. Non posso che esprimermi, non nascondo l'emozione per essere qui. Emozione perché il Corecom per me ha significato nel corso di una decina d'anni, perché io ho cominciato come componente nel 2015, per poi diventare presidente nel 2021, quindi ha occupato ben 10 anni della mia vita, quindi è un ente a cui devo molto e spero di aver dato anch'io qualcosa a questo ente. Quindi comincio col dirvi questo, una sincera emozione nell'essere qui, e per questo ringrazio anche i colleghi che mi hanno voluto qui oggi, e io ho fatto di tutto per essere presente qui oggi. Allora, il Corecom, come dice la parola stessa, è un comitato. Comitato quindi è un organo collegiale, non è un organo monocratico, e negli anni in cui io sono stato presidente ho dato molta importanza alla collegialità dell'organo. Infatti penso, e i colleghi penso che possano manifestarlo, abbiamo lavorato tutti in maniera corale per raggiungere degli obiettivi che sono stati condivisi da tutti. Non abbiamo lavorato in maniera corale solo noi del comitato, ma abbiamo avuto un'ottima struttura che ci ha supportati, a cominciare dai dirigenti e passando a tutti i funzionari. Ognuno, devo dire, che ha dato la sua parte. Questo ha portato, e lo ribadisco perché l'hanno dimostrato i numeri che oggi vi hanno espresso, ma l'hanno dimostrato anche i colleghi delle altre regioni, definendoci uno dei Corecom riferimento, se non il Corecom di riferimento in Italia. E questo, lo sottolineo, è merito del lavoro di squadra. E nel corso degli anni poi una cosa che si è assistito non solo a livello regionale ma anche a livello nazionale è stata un'evoluzione del Corecom. Il Corecom è partito da essere, i Corecom in Italia, da essere organi quasi meramente di vigilanza, a diventare anche organi regionali con una funzione anche sociale. E la Med Education forse è l'elemento fondamentale di questa evoluzione del Corecom. E noi abbiamo sentito molto questo, chiamiamolo anche peso e responsabilità, perché come hanno annunciato prima i colleghi, abbiamo dato molta importanza alla funzione sociale del Corecom e quindi abbiamo dato molta importanza alla piattaforma Med Education. Ma io non voglio rubare tempo, ringrazio i colleghi che mi hanno invitato qui oggi e vi lascio ringraziando il vicepresidente Comencini, che ha svolto un ottimo lavoro al pari di Stefano Rasulo, di Enrico Beda e di Edoardo Figoli, e veramente ritengo che sia stato un Corecom che si è caratterizzato per la competenza, perché ogni soggetto veramente ha dato tanto. Quindi
grazie ai colleghi e grazie anche ai dirigenti e ai funzionari, alcuni dei quali sono qui oggi, e che quindi chiedo a loro di estendere il ringraziamento a tutti i colleghi. Grazie a tutti voi e adesso penso che, essendo una conferenza stampa, la parola debba passare ai giornalisti per le domande, ma io a questo punto mi riaccomodo e lascio la parola ai colleghi del Corecom. Grazie. Sì, lasciamo subito le domande. Permettetemi anche di salutare uno dei miei primi maestri, vedo qui Giorgio Marsiglio, che mi ha insegnato un po' come funzionava il Corecom all'inizio. Anch'io sono al secondo mandato, quindi lo vedo qui ed è un piacere salutarlo. Prego a voi la parola. Tutela dei minori, obblighi di programmazione, eccetera, avete fatto 16 atti di accertamento e emesso sanzioni per oltre 56.000 euro. Volevo capire, anche in questo caso, se è possibile sapere quali sono le emittenti multate e con quali casi specifici, cioè multate perché? Perché facevano... Sì, innanzitutto cosa vuol dire quando noi facciamo vigilanza fuori par condicio? Sta a significare che vengono sorteggiate da noi e poi vengono anche ruotate nell'insieme delle emittenti televisive o radiofoniche se si tratta di altre cose, ma generalmente. E il controllo cos'è? È sul livello di pubblicità che per legge non può superare il 40% dell'intero spazio di comunicazione, quindi se supera il 40% vengono sanzionati, ma la sanzione, io voglio dirlo, non la facciamo noi, la sanzione la fa Agcom. Noi siamo un organo di controllo, vigilanza, se volete, ma è una nostra relazione e in base alla nostra relazione noi proponiamo la sanzione eventuale, nel momento non la quantità della sanzione, ma il fatto che sia stato violato quello che è la legge o quelli che sono i regolamenti. Poi è Agcom, che è l'autorità nazionale, statale delle comunicazioni, che fa la sanzione. Contro i nostri... noi invece, virgolette, definiamo qualcosa di, non dico definitivo, che contro la nostra decisione solo in questo caso si può ricorrere al TAR del Lazio, è quando noi facciamo le definizioni. Le definizioni, cioè quando c'è un contenzioso tra privati o società, un contenzioso telefonico, mediatico o quello che volete, e i cittadini, ecco, noi prima si cerca la conciliazione, come è stato spiegato, e quasi sempre si trova la soluzione. Quando non si trova la soluzione in conciliazione tra l'operatore telefonico e il cittadino, interviene il Corecom attraverso una definizione, cioè decide, e questa è un po' come una sentenza civile, diciamo così, o una piccola sentenza che definisce quello che si deve fare. Per esempio, noi prima di venire a fare questa conferenza stampa abbiamo avuto 4 definizioni. Cioè abbiamo definito noi cosa era giusto o cosa non era giusto in un contenzioso che riguardava la telefonia. E in base a quello che noi decidiamo, poi le società, se vengono, diciamo, per così dire, sanzionate, o il cittadino, se non si sente ampiamente tutelato o totalmente tutelato, o le società così non si sentono tutelate, possono ricorrere, ma ricorrere solo al TAR del Lazio. Mentre per le televisioni
è l'Agcom e sempre sulle decisioni di Agcom c'è il ricorso al TAR del Lazio. Volevo rispondere sulla parte delle sanzioni nel periodo di par condicio, quando 98 segnalazioni pervenute e istruttorie svolte. Probabilmente mi sono spiegato male durante l'esposizione dei numeri. Allora, un conto è il monitoraggio delle emittenti televisive perché garantiscano il pluralismo tra i soggetti politici con lo stesso tempo di antenna, che è la somma tra tempo di parola e tempo di notizia. Durante il periodo di par condicio, poi i soggetti politici, lasciamo perdere a questo punto il monitoraggio delle televisioni, i soggetti politici possono segnalare presunte violazioni della cosiddetta comunicazione istituzionale, che per legge durante quel periodo deve essere impersonale e necessaria. Questo è il numero 98, quindi si riferisce alle segnalazioni di una presunta violazione della comunicazione istituzionale. Rispetto a questo, così spieghiamo anche il meccanismo: noi riceviamo la sanzione, chiediamo una controdeduzione all'ente che viene segnalato, una volta ricevuta la controdeduzione diamo un parere ad Agcom che sceglie se archiviare o procedere con la segnalazione, con la sanzione. In questo caso non c'entrano nulla le TV, viene sanzionata la pubblica amministrazione che ha violato la legge. Quindi gli 81 sono stati provvedimenti adottati da Agcom, di cui 48 sono i provvedimenti sanzionatori. Rispetto ai nomi, in realtà possiamo dire che queste sanzioni avvengono intanto sono poche rispetto alla mole di segnalazioni pervenute, ma possiamo dire che ricoprono tutto l'arco, diciamo, costituzionale. Ci sono amministrazioni. Sì, consideri che sono 48 sanzioni in 5 anni e in 12 consultazioni elettorali, quindi considerando tutta l'ammontare della pubblica amministrazione. I sanzionati sono soggetti della pubblica amministrazione che possono essere comuni, Lei vuole sapere quali comuni? Possiamo recuperarli, probabilmente ci sono sul sito di Agcom. Sì. Io chiedo cortesemente due cose. Sì. Quali sono i sanzionati, cioè gli enti della pubblica amministrazione che non hanno rispettato la norma sulla par condicio, quindi 98 segnalazioni, 48 provvedimenti sanzionatori, chi sono i 48 enti sanzionati? Okay. E poi chiedo cortesemente, se è possibile sapere, i casi specifici che hanno portato a 56.000 euro di sanzioni totali per quanto riguarda invece la vigilanza ordinaria. Lei parlava prima anche di tutela dei minori, quindi fate il controllo anche notturno, 24 ore su 24, eccetera. Quindi chiedo se è possibile, se si può, se non si può, mi dite che non si può. No, io credo che siano tutti atti pubblici per cui sicuramente si può. Le facciamo fare avere l'elenco dei comuni sanzionati in periodo di par condicio in questi 5 anni e l'elenco delle emittenti sanzionate e dei motivi per cui sono state sanzionate. Benissimo. Una precisazione: quando vengono sanzionati i comuni o gli enti pubblici per la cosiddetta par condicio, non è che sia una sanzione pecuniaria. Generalmente la sanzione prevede la pubblicazione sui siti digitali del comune, siano essi il profilo Instagram, Facebook o altro, o diciamo il sito ufficiale del comune, che Agcom ha sanzionato perché quell'amministrazione comunale ha violato la par condicio. Ecco, se loro non lo pubblicassero, allora arriva la sanzione pecuniaria da parte di Agcom. Tutti generalmente lo fanno, anche perché altrimenti poi qualcuno potrebbe chiedere agli amministratori la Corte dei Conti del perché, insomma, non hanno voluto prendersi una sanzione. Per quanto riguarda le televisioni o altre realtà, possiamo dire che
Cioè, poi io non li ricordo tutti e non mi permetto di dirlo senza avere un documento sotto mano. Sono quelle televisioni che generalmente occupano gli spazi notturni con diciamo film che sono oltre i vietati 18, insomma, o che non mettono il bollino di accompagnamento parentale, o che hanno diciamo così dei film così violenti o così in orari di tutela, perché ci sono gli orari di tutela per i minori che generalmente partono dalle 8 del mattino fino alle 10 di sera, ecco, per dire un discorso. Mentre i messaggi autogestiti, mi spiegava prima il funzionario, sono fondi che arrivano dal MIMIT alle televisioni, a voi, e voi li date alle emittenti, giusto? Sì, noi raccogliamo le diciamo domande da parte delle emittenti che si mettono a disposizione sia radiofoniche che televisive per trasmettere i messaggi autogestiti. Queste emittenti che fanno richieste, si mettono a disposizione, poi raccolgono quelle che sono le richieste da parte degli aventi diritto, che sono in genere diciamo entità politiche, possono essere candidati piuttosto che candidati a sindaco, piuttosto che partiti, piuttosto che liste o robe di questo genere, e in base a quelli che sono poi i parametri del Ministero, che recentemente tra l'altro ha modificato, noi diamo un rimborso per, cioè, è un modo di finanziare anche le piccole o le medie emittenti, perché sicuramente tutto serve per aiutare l'emittenza sia televisiva che radiofonica, che è importantissima per la pluralità, per il pluralismo e per la libertà di accesso, insomma, ecco. Differente invece è la questione che riguarda Rai 3. Rai 3 ha un suo sistema che è quello dell'accesso, che generalmente poi il sabato mattina voi vedete, ma lì sono associazioni senza fine di lucro o riconosciute, e devo dire una cosa, che ho visto che i partiti e i sindacati non lo usano. Potrebbero usarlo anche i partiti e i sindacati, perché ecco, questo è una cosa stranissima, o anche i gruppi consigliari, se volete, perché non c'è scopo di lucro in questo. In questi 5 anni, e guardando al prossimo Corecom, nel passaggio di consegna ai futuri consigli, non so come vi chiamate, componenti insomma del Corecom, monitorare radio e televisioni ormai è codificato. Monitorare invece i social? È uno dei temi che si sta discutendo a livello nazionale, perché per legge è l'autorità Agcom che controlla e sanziona i social. Voi sapete che sono mastodontiche quelle società, nemmeno l'Unione Europea riesce a contenere la questione, però è Agcom. Si sta discutendo di un nuovo protocollo attraverso il coordinamento delle assemblee legislative, quindi i vari presidenti dei consigli regionali, che sono, virgolette, sono i nostri datori di lavoro, ecco, nel senso che noi dipendiamo dalla struttura del consiglio regionale, tra le assemblee legislative e Agcom, di trovare un coordinamento e un accordo proprio per tutto quello che riguarda l'educazione digitale, e già in parte si fa, ma deve essere rinnovato, è stato fatto recentemente, ma anche per trasformare, diciamo così, i comitati regionali per le comunicazioni come una sentinella di allarme
su problemi che ci sono sul territorio. Ecco, questo è il discorso che però deve essere trasformato con un progetto legislativo, perché chiaramente noi non siamo un'autorità, ci sono le autorità preposte che sono la polizia cibernetica, quindi la polizia postale, o gli organi di polizia in generale che controllano. Anche con la polizia cibernetica, con cui abbiamo avuto diciamo dei contatti anche a livello romano, nel senso della casa madre, ecco, della polizia cibernetica, e il coordinamento dei comitati sta lavorando per una collaborazione, nel senso che potremmo essere, anche noi lo facciamo già nel momento in cui siamo sollecitati da denunce precise che ci vengono da genitori, piuttosto che da insegnanti, piuttosto che da singoli persone, perché chiunque può essere, per così dire, violato nella sua privacy, in tutto quello che riguarda, e quella è la polizia cibernetica, in modo che intervenga immediatamente con quelle che sono le piattaforme dei social a livello internazionale per chiudere. Poi c'è il diritto, che so, l'oblio, piuttosto che la privacy, piuttosto che tutto quello che sappiamo, insomma, che è ormai cronaca corrente. Se non c'è altro,